andiamo a giocare una nuova partita. Ok, allora possiamo giocare la siciliana. Vediamo se è proprio un dragone accelerato. Dipende anche da cosa fa lui. Cavallo C6. E qui. Ah, ok. Allora mi sta provando un gambetto che si chiama il gambetto Moller. Mi sembra. No, Moller. Oddio. No, mi sembra Moller. Non sono sicurissimo però. Ma figurati. Non sono sicurissimo, quindi non volevo dire cazzate. Però comunque l'idea è di darmi il pedone per poi andare ad attaccare. Ad esempio così. Simili ai gambetti contro 5. Ora, io non essendo un sicilianista, andrei più per risolvere i problemi e giocare D5 e farlo giocare col pedone isolato, nel caso. Mi dispiace per il dragone accelerato. Purtroppo non c'è che fa. Ok, però qui mi sa che non c'ha granché. Cioè, se io riprendo alfiere 7, cavallo per... va bene, sì, posso prendere il pedone, perché ora non ha più questa idea. Quindi dopo che gioco E6, per quanto mi vada a bloccare l'alfiere, però comunque ho il pedone in più. Alfiere B5, alfiere D7, onestamente qui non rischio niente, almeno non credo proprio, poi spero che la partita non mi contraddica. Ma non credo proprio di rischiare qualcosa. Poteva essere interessante, la linea che stavo vedendo era quella di giocare con alfiere G5 e cavallo B5. Alfiere G5 l'ha fatta, ma manca appunto cavallo B5. L'alfiere qui non serve a niente, poi vabbè, darmi anche l'alfiere non ha tanto senso, forse sarà più sensato andare indietro, anche se non lo so. Pressa, mi sa che vado a prendere di pedone, ma per poter giocare ora C5. E su D4 prendo un pezzo. Sto analizzando che su D4 lui potrebbe giocarmi donna G4. Ma posso attaccarmi. Mi arrocco, lui gioca cavallo E4, io gioco alfiere per B5, lui fa cavallo F6. Io gioco re qui. Lui gioca... boh, donna H5. No, vabbè, ok, si può giocare. Si può giocare, si può giocare. Quando guadagnate materiale, consiglio spassionato, pensate bene alla variante con cui andate a guadagnare materiale, perché è appunto il momento cruciale della partita, cioè la partita può essere cambiata in un secondo, cambia la partita, avete vinto, avete perso, però se analizzate male, magari non avete visto qualche cosa e rischiate quella partita appunto di perderla. Quindi anche questo è molto interessante come gestione del tempo, dovete gestire il tempo nel modo migliore, concentrandovi nei momenti essenziali della partita, che chiaramente sono fondamentali. E vabbè, qui vado a cambiare i pezzi, perché sto minacciando questo e questo. In pratica deve cambiarmi le donne. Ok. E torre di 8. Ok, perfetto. Io sono delle marche, non gioco mai, infatti la siciliana. Marza. Sono aperture che in generale bisogna conoscere. Smith Morra. Ok, scusatemi. Il Moller è quello con... grazie. No, io non sono Christian. Io sono Riccardo. Eh, ma comunque non credo che sia capitata mai a nessuno. Cioè, a pochissime persone capita il gambetto dello stolto, dello sciocco, di quel cavolo che diciamo. Comunque il gambetto morra, giusto, esatto. Grazie comunque di avermelo detto. No, non bisogna conoscere, cioè bisogna avere un'infarinatura secondo me.
Ehm, Ora ti rispondo, signor Davidino. Mi fa ridere il nome. Ehm, cioè, di queste aperture, ecco, queste non bisogna conoscerle. Altre, sì, cioè, nel senso, se giochi a 4 devi sapere cosa giocare su tutte le possibili risposte, teoricamente. Quindi quelle sono le aperture che bisogna conoscere. Poi la cosa che dico all'inizio è, ehm, secondo me appunto all'inizio le aperture hanno un'importanza relativa, perché nel senso, se seguite i principi andate a trovare le mosse con relativa facilità. Infatti, se ci pensate, io qui non conoscevo la variante, però ho trovato la soluzione abbastanza facilmente. Ma perché? Banalmente ho seguito i principi, non ho fatto altro, non ho fatto niente di troppo complicato. Poi, giocando con gente preparata in apertura, lì se non sapete le aperture potete rischiare o di perdere subito o di avere una posizione di merda. E quindi quella è una cosa che bisogna evitare. In quei casi, soprattutto le varianti complicate, quelle bisogna conoscerle. Soprattutto, secondo me, da nero, qualcosa che bisogna, soprattutto da nero, appunto, bisogna conoscere cosa giocare su, se giocate se giocate 5 o se giocate C5. Quindi E4 e 5, oppure E4 C5, quindi siciliana ed E5, sono secondo me le linee che bisogna conoscere, cioè le difese che bisogna conoscere, perché appunto lì rischiate, potreste rischiare. Quindi da nero vi consiglio di approfondire bene determinate cose lì, soprattutto i gambettini se volete prendere del vantaggio. You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. Oh, oh, Comunque in realtà io il gambetto Morra l'ho anche giocato. Il Moller è una variante dell'italiana, che boh, ho confuso. Però meno male che ci siete voi che mi avete aiutato, perché qui veramente non me la ricordavo. In ogni caso comunque ho un pezzo in più, non ha a che fare il mio avversario. Continua a giocare senza motivo. Però vabbè, ci sta. Cioè comunque qui l'altra volta parlavamo di quando l'avversario può sperare che ci siano, che vengano fatte minchiate. Qui comunque se io lascio il pezzo in presa, boh, magari appunto ha chance. Anche se siamo molto vicini all'abbandono, soprattutto dopo questa incursione di re. Allora, per il discorso del signor Davidino che mi ha chiesto dei finali, eh, in pratica i finali sono un mare magnum, però dipende che tipo di finale si intende. Io il libro che consiglio all'inizio, che è un libro secondo me molto molto utile, è il libro di Averbach, sui finali appunto. E quello secondo me può essere molto buono per l'inizio. Quindi ti consiglierei di fare quello, di provare anche a fare esercizi sui finali. Ehm, E, niente. Questo è quello che potresti fare per ora. Magari finali che non conosci, sai qualcuno con cui giochi. Ok, il mio avversario si è deciso ad abbandonare. Se hai qualcuno con cui giochi, potresti anche provarli. Ehm, Già qui ti dico, il principio principale è che in apertura bisogna sviluppare i pezzi, controllare il centro e metterli al sicuro. Qui, dopo che lui ha provato a darmi un pedone, perché mi dà un pedone? Perché nell'analisi della posizione gli altri elementi da considerare sono il materiale, la sicurezza della vela, l'attività dei pezzi e la struttura pedonale. Lui mi dà un pedone, quindi sacrifica materiale per poter far cosa? Per poter poi andare a giocare sullo sviluppo. Perché se io prendo qui, ok che ho un pedone in più, però lui ha sviluppato questo cavallo e il mio re è più al sicuro, è meno al sicuro del suo. Quindi
la cosa è provare a capire quale tipo di variante, aperture stravaganti, quale tipo di aperture andare a giocare per provare a seguire alcuni di questi principi. Che ve l'ho detto, i principi sono il controllare il centro, lo sviluppare i pezzi, il tenere appunto il al sicuro, e le conseguenze sono che per valutare la posizione dobbiamo valutare questi altri elementi, cioè vedere quale re è più sicuro dei due. Il mio pedone, io ho un pedone, dei pedoni doppiati o addirittura triplati, il mio avversario invece ha tutti i pedoni messi tranquilli. Quale struttura pedonale migliore? Ovviamente la sua. Quindi andate un po' a comprendere questo e basiamoci molto sulla sicurezza del re. Perché io ho fatto D5? Io qui ho giocato D5 perché in pratica, siccome lui mi lascia il centro scoperto, la mia idea è andare ad reagire al centro. Quindi, ad esempio, presa. Qui, se andiamo a valutare un attimo la posizione, vediamo che entrambi abbiamo sviluppato un pezzo, che lui è un pedone isolato, che potrebbe essere forte, ma che potrebbe essere anche debole. Il mio re può essere meno al sicuro, però dipende qui. Infatti di solito si va ad analizzare la posizione alla fine dell'apertura. Lui gioca i 5 e in pratica non ha più questa possibilità di andare a sviluppare i pezzi come avrebbe potuto fare prima, nel caso della mia presa. Perché se vedete ora banalmente l'alfiere in C4 non ci può andare e il pedone in D5 lo vado a difendere. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!